Dopo la bella vittoria contro la ex capolista Golbet, vogliono dare continuità ai propri risultati e confermarsi oggi contro una squadra giovane e coriacea, desiderosa di riscattare la sconfitta subita contro il COD 272 nell'ultima giornata. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti allo Sport City da Marco Barbaliscia. È la 12ª giornata di Serie A. A sfidarsi Atletico Fiumicino in maglia bianca e Testaccio Calcio 8 in divisa nera. Ho fatto una cazzata, raga, fermo. Ancora qualche istante prima del calcio d'inizio che sarà battuto dal Testaccio. Prende adesso il via la partita. Formazioni che arrivano all'appuntamento con l'Atletico Fiumicino, ottavo in campionato a 15 punti. Testaccio che si trova invece poco più sopra, 20 punti totalizzati, con la bella vittoria, come dicevamo, in sede di presentazione contro la Golbet nello scorso turno. Testaccio che poi affronterà i campioni in carica del Cotton alla prossima giornata. Un trittico di partite sicuramente di assoluto livello questo per il Testaccio. Ora subito gioco fermo, giocatore a terra. Si tratta probabilmente di T6. Formazione invece dell'Atletico Fiumicino che sta trovando i gol, soprattutto di Marco Maramao, arrivato già a 18 gol stagionali. Una cifra davvero importante. Sta trovando una grande intesa con il suo compagno di reparto Matteo Balestrieri, oggi assente, non indistinta. Il giovane ragazzo. Non mancano comunque le alternative alla squadra del Fiumicino, che oggi cerca il riscatto, dicevamo, sempre in sede di presentazione nella sconfitta subita la scorsa settimana contro il COD 272. Ora, prima offensiva dell'Atletico Fiumicino, il pallone che si alza sulla traversa. Non deve intervenire Boni. C'è stata però una deviazione, allora primo calcio d'angolo della partita. A batterlo sarà il numero 7 Mosciatti. Mosciatti va in area, T6 libera, poi ancora Mosciatti sulla destra, la rimette in mezzo, il palo, il cross che era diventato un tiro, quello del numero 7. A Boni fermo, il palo salva il Testaccio. Ora controlla sulla linea destra Giuliani, allarga sulla sinistra per Luziatelli. Al capitano del Testaccio che prova a trovare spazio, si va ancora da Luziatelli sulla sinistra, il pallone per T6 che non passa e allora può ripartire l'Atletico Fiumicino. Mosciatti a chiamare palla e non gli arriva per la buona interdizione di Starace. T6 prova in questo inizio di partita a tenere palla il Testaccio, cercare di scardinare le maglie argentate chiuse in difesa per ora ordinatamente, ma siamo alle prime battute del match, partita ancora tutta da decifrare. Luziatelli va dal numero 27 Martino, poi la conclusione di sinistro, si distende Gizzi ma non deve intervenire. Ci ha provato Martino, hanno un po' cambiato i numeri di maglie ragazzi del Testaccio. Ora Maramao non riesce a intervenire sul pallone, allora rimessa per Luziatelli che va da Mazzesi. Pallone in verticale, non può arrivare Giuliani. Dicevamo di Maramao, dall'altra parte Ivan Giuliani è il bomber della squadra.
11 i suoi gol. Qui il colpo di tacco di Maramao, facile per Boni. Starace allarga sulla sinistra dove c'è Luziatelli. Salta il primo tentativo di pressing. Era stato a intervenire Fognani. Guadagna rimessa laterale il numero 2 dell'Atletico Fiumicino. Maramao prova a far salire i suoi. Starace. Fisei. Conclusione, Gizzi con i pugni. Ma ancora Testaccio in possesso palla. Luziatelli. Limite dell'area di rigore, prova a girarsi Giuliani, non riesce a intercettare la sfera. Allora Mazzesi la lascia passare, ma il tocco è debole. Allora Maramao a tu per tu con Boni. La sblocca il bomber dell'Atletico Fiumicino che trova il suo 19esimo gol stagionale. 1-0 allo Sport City. Possiamo dire errore qui di Starace che ha calibrato male il retropassaggio verso Boni, come un rapace Maramao. È intervenuto e ha fulminato l'estremo difensore del Testaccio. Qualche chiarimento, la partita è ancora lunga. Non lo scrivo, così non ce lo Ma che fai? Ma che togli la testa? Ma che togli la testa? Ma ti staccato! Ma ti cari! Ti cari! Numero 4, 5. Vai a giocare! Lascia perdere droghe proprio, pesanti proprio. State fuori di testa proprio. Mamma, l'occhi spiritati già. Mamma mia. Lascialo parlare. Basta! Cortesemente riprendiamo la partita, abbiamo smesso da 2 minuti. Vadri! Raga, fammi sta buoni. Arrivano le sanzioni, un espulso per parte. Doppia espulsione. Probabilmente il rosso estratto da Mazzesi.
Ma che c'ha? Equity? Ma che c'ha? Penso sia qualcosa che sta bene. Qualcosa che sta bene. Ma allora va bene al quinto, qualche idea di giocare. Ma sta fatto così, sta fatto perché te credo ho preso gol, ho fatto un errore, ho capito perché mi dico le cose. No, infatti mi sta da solo, perché poi Prendete posto, Ginazzi. vabbè, ma sta affiliato, deve dire del tutto, per fare questi 5 anni. Ormai sei bella che sconta. Aspetta che c'è sta... Può riprendere il gioco dopo un momento di proteste. Il gioco riprende in 8 contro 8, probabilmente le espulsioni sono state gli elementi nella panchina. Vedremo di chiarire poi nel post partita. Ora attacca T6, chiuso da 2 uomini. Allora può ripartire l'Atletico Fiumicino, ma solo per un attimo. Ancora il possesso del Testaccio sulla destra. Guadagna calcio d'angolo. Formazione in maglia nera. Giuliani in area, insieme a lui Mazzesi, anche Luziatelli. Fuori dalla propria area di rigore T6. La palla è verso Mazzesi, troppo profonda. Non può arrivare il centrale del Testaccio. Allora, rimessa laterale per l'Atletico Fiumicino. Da poco passato in vantaggio con il gol di Maramao. Stesso Maramao che va a intercettare la rimessa del suo compagno. Mirante a portare il pressing. Ancora Mirante sulla destra. Mirante alla conclusione. La palla attraversa tutta l'area di rigore. Si perde sul fondo dalla parte opposta da dove era partito il tiro. Rimessa per Luziatelli. Si fa vedere T6. Palla invece giocata verso l'area di rigore. Tocco di ritorno troppo forte. Pressing alto di Giuliani. Costringe all'errore l'Atletico Fiumicino. Ancora rimessa Testaccio che prova a chiudere i propri avversari all'interno della loro area di rigore. Starace la butta in area. Spazza la difesa. C'è profondità per il contropiede di Maramao che forse si aggiusta con un braccio la palla, ma prima del controllo una spinta. Allora calcio di punizione. Calcio di punizione per l'Atletico Fiumicino da posizione invitante. Sul punto di battuta Edoardo Dallarmi ma anche Mosciatti. 2 uomini in barriera per Boni. Va Dallarmi col mancino a giro, il palo esterno, si salva Boni che era rimasto immobile. Palo di Dallarmi. Grande occasione questa, il tiro a giro di Edoardo Dallarmi che ha già colpito su punizione in altre occasioni ovviamente. Qui a segnare era stato Maramao, lo ricordiamo. Ora Mosciatti a recuperare il pallone, poi non riesce a controllarlo. Rimessa a Testaccio, Starace. Limite dell'area di rigore, T6 perde un brutto pallone. Ancora Maramao, ancora il palo a dire di no all'Atletico Fiumicino. Sfortunata la formazione di casa, poteva già chiudere la partita nei primi 10 minuti. Se non abbiamo contato male sono già 3 i legni della squadra dell'Atletico Fiumicino colpiti a Boni, praticamente battuto Dallarmi. Pallone in profondità, non intercetta nessuno, lo recupera Mirante che se ne va in mezzo a 2 avversari, subisce fallo, calcio di punizione.
già battuto dalla formazione di maglia nera che non vuole perdere tempo. Starace, Mirante vicino a lui, lo serve adesso il numero 18. Poi la conclusione di Mazzesi, ci mette i pugni Egizi, la palla rimane lì, poi Egizi la controlla. Starace prova a riscattarsi dall'errore che è costato il gol del Fiumicino, la bomba del numero 5 Egizi a dirgli di no, ma ancora Testaccio in avanti. Luziatelli, Starace, T6, Mirante si porta la palla sul mancino, non ha spazio per liberarlo, allora torna all'indietro da Starace, Giuliani, Starace di destro, Egizi vola, manda in calcio d'angolo la sfera. Ottimo l'intervento dell'estremo difensore, tuffo plastico, mandare in angolo la sfera. Secondo angolo della partita, Starace di testa, anzi era Mazzesi. Si riscatta il numero 5 del Testaccio, pareggia i conti 1-1. Ristabilito l'equilibrio. Calcio d'angolo sfruttato alla perfezione con il taglio di Mazzesi sul primo palo, servito al bacio dal suo compagno. 1-1. Ora è T6 a portare alto il pressing, costringe ad affrettare la giocata quelli dell'Atletico Fiumicino. Boni, Mirante, Mazzesi in profondità, non passa, purtroppo penso 14 perché si è fermato prima. Sì, compreso il fermarsi. Ah, compreso il fermarsi 17. Luziatelli, Mirante, T6, ancora Mirante, vicino a lui Starace, Mirante va alla conclusione ed è un gioiello, il gol di Mirante che trova la conclusione da una distanza siderale, ribalta la situazione del Testaccio, 2-1. Settimo gol stagionale di Mirante, è un gioiello, ci ha abituato a colpi del genere, il numero 14 del Testaccio. Colpisce ancora con la sua migliore arma, il tiro da fuori. Giuliani ora prova a trovare spazio sulla destra, anche lui va al tiro e anche lui trova il fondo della rete. Il Testaccio trova gol in rapida successione, tutti con tiri da fuori. 3-1. Grande la conclusione, pensiamo di Giuliani, non abbiamo forse visto bene dalla nostra postazione. Quel che conta è che il Testaccio ribalta, il risultato si porta a 2 distanze dai propri avversari, 3-1, quando non siamo neanche al 20° di questo primo tempo. Ora la palla che passa in area di rigore, Boni deve intervenire. T6 libero, si va invece da Mazzesi che solo ora va da T6. Luziatelli la lascia a Starace, Mazzesi, Starace, ancora dal suo centrale, Luziatelli. Mazzesi ancora per Mirante che alza la testa. Non c'è spazio questa volta per provare la conclusione, poi se lo costruisce lo spazio per il tiro e trova un altro gol straordinario. Ancora Mirante, ancora da fuori. È il suo 8° gol stagionale, vale il 4-1.
Questa nuova posizione di Mirante che parte da destra invece di... Siamo abituati a vederlo giocare più centrale, più sulla linea di difesa. Sta comunque portando fortuna al numero 14 che ha trovato 2 gol. Ora vediamo se ci sarà la reazione dell'Atletico Fiumicino, che era partito molto bene, era partito convinto, giocando come sa, con il pressing, con i recuperi di palloni in zone pericolose. Poi costretto a soccombere ai tiri da fuori del testaccio. Ora si trova sotto di 3 gol. Giuliani a lottare. Strappa il pallone il difensore. Poi Mazzesi interviene in anticipo, poi perde il controllo con la sfera. Allora lo recupera numero 7. Si va in profondità, chiude Starace. T6, salta un avversario, riesce a giocare con Giuliani che torna a memoria da T6, ma era già scattato in avanti il numero 6, allora possibilità per l'Atletico Fiumicino. Dallarmi, chiuso da 2 uomini, costretto a rientrare sul mancino, poi a giocarla sullo stretto, allarga sulla destra, la conclusione di Maramao, alta sulla traversa, stavolta nessun pericolo per Boni. Con le mani Boni, lungo da Giuliani. T6. Luziatelli. Starace, Mirante, ancora Starace. In profondità per T6. Perde la spalla contro spalla, poi ancora Mirante. Occhio allo scatto sulla destra di Mosciatti. Boni se la ritrova lì. T6. Starace, Giuliani. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Starace, Mirante, Mazzesi. Non si intende questa volta con il numero 27 Martino. Rimessa Fiumicino. Maramao e Mosciatti a dialogare sullo stretto. Poi Dallarmi. Ancora sulla sinistra, possibilità di cross. Maramao è già pronto in area. Non gli arriva il pallone, sarà comunque calcio d'angolo per il Fiumicino che prova a riportarsi in avanti questo finale di primo tempo. Rimessa battuta male, ma ancora possibilità per la squadra di casa. Dallarmi prova a crearsi lo spazio, poi il sinistro diventa un passaggio. Maramao con il tacco, Boni si fa trovare pronto. Altra giocata prelibata di Maramao. Attento Boni. Meno Martino che rischia di perdere il pallone. Mirante lo aiuta. Gioca bene in verticale per T6, 1 contro 1. Non si fa saltare il difensore. Poi però perde palla il Fiumicino. Allora Starace. Mirante dal limite dell'area di rigore. Questa volta è Gizzi con i piedi. Compie un ottimo intervento. Luziatelli. Mirante. Il pallone passa. T6. Ancora Mirante. Starace. Alza la testa, poi il tiro a giro. E Gizzi la tiene lì. E fa bene perché c'era Giuliani in agguato. Pallone in profondità. Prova a far salire la squadra. Il numero 6. Mosciatti. Maramao. Chiama palla Mosciatti. Riceve adesso il numero 7. Sale Fognani. C'è spazio per il tiro. Lo prova. Rimpallato. Poi sfortunato nella deviazione dell'Atletico Fiumicino. Si salva il testaccio. Mirante. Lascia passare per Mazzesi. Poi Luziatelli. Sotto la nostra postazione. Prova lo scatto. 1 contro 1 con Fognani che rinviene ottimamente sul numero 3. Guadagna calcio di punizione.
Qualche istante ancora prima della battuta. Può riprendere adesso il gioco. Siamo entrati nel recupero, si recupera il tempo di gioco che è rimasto bloccato nei primi minuti. 3 minuti alla fine della prima frazione, che vede avanti di 3 gol il Testaccio, 4-1. Ora rischia qualcosa al Fiumicino, riesce comunque a buttarla in avanti. Dallarmi, 1 contro 1, si fa vedere Mosciatti, riceve adesso, limite dell'area di rigore. Mosciatti se la porta sul sinistro, ancora Mosciatti, conclusione strozzata. Maramao non riesce a convergere verso la porta, guadagna comunque calcio d'angolo, già battuto. Maramao va in aria, si va invece da Dallarmi che non riesce a fermare la sfera. Mirante che prova a ripartire, si lotta su ogni pallone, poi Mirante cesso di foga, calcio di punizione. Già battuto anch'esso con Maramao che la gioca in area. Boni se la ritrova lì. Mazzesi, Starace, un 3 contro 3. Starace prova a guadagnare più campo possibile, poi allarga per Tisei, vertice dell'area di rigore, si torna da Starace, chiama palla all'indietro Luziatelli, sfuma il contropiede, azione ragionata del Testaccio. Martino lascia Mirante, scodella sulla sinistra dove c'è Luziatelli, ultimo tocco del giocatore del Fiumicino, rimessa a Testaccio. Starace, Mirante, Tisei, finta l'1-2 con Mirante, poi va da Starace, Gizzi la para ma la lascia a disposizione del Testaccio, poi l'azione sfuma, pallone ancora rigiocato in area. Martino finta il tiro, riesce a liberarsi di un avversario in posizione di cross, lo effettua a basso, poi la conclusione di Starace, la palla rimane davanti a Gizzi, non riesce a liberare qui l'Atletico Fiumicino. Allora Mirante alza la testa, finta il tiro, va da Giuliani che a porta vuota non riesce a trovare il fondo della rete. Che occasione per Giuliani. Se ne va Dallarmi ora sotto la nostra postazione, si accentra e scarica a sinistra. Martino chiude ma solo per un attimo. Maramao, Dallarmi, limite dell'area di rigore, conclusione ribattuta sul nascere. Allora possibilità di contropiede per il Testaccio, 4 contro 2 però in superiorità numerica la squadra di casa, che riesce a fermare Mirante. Poi un contrasto, rimessa Atletico. Occhio a Dallarmi, limite dell'area di rigore, calcio d'angolo, chiude in avanti questo primo tempo il Fiumicino. Pallone giocato per Mosciatti che prova il sinistro, alto sulla traversa. Su questo tiro arriva il fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo, finisce 4-1 per il Testaccio. Può riprendere il gioco, ricomincia adesso il secondo tempo, si riparte dal 4-1 della prima frazione, maturato soprattutto con tiri da fuori su tutti, la doppietta di Mirante che non si smentisce neanche quest'oggi, ha trovato il fondo della rete con 2 bolidi. Ora subito Fiumicino, subito calcio di punizione. Atletico Fiumicino che era partito forte, ha trovato subito il gol, poi ha dovuto subire la rimonta del Testaccio. Punteggio forse anche un po' troppo punitivo per i ragazzi in maglia argentata, che ora provano a riproporsi in avanti con questo calcio di punizione sul punto di battuta Ferri, che però si è allontanato
2 uomini in barriera per Boni. Conclusione sulla barriera, era stato Dall'Armi a provarla. Ferri. Intercettano il passaggio, allora riparte Giuliani che poi prova addirittura la conclusione. Non è fortunato come i suoi compagni nel primo tempo. Il pallone si perde lontano dalla porta di Egizi. Egizi. Si fa vedere vicino all'area di rigore Viscomi, Capitan Viscomi, che però non riceve il testaccio. Ha recuperato palla in zona pericolosa. Neanche il tempo di recuperarla, che l'ha già ripersa. Ora un fallo, calcio di punizione. Viscomi lascia l'impostazione Dall'Armi che va lungo da Maramao, non arriva sul pallone. Mazzesi. Mosciatti chiuso, allora possibilità di contropiede. Tisei allarga splendidamente, rinviene Fognani, ma ancora Testaccio in possesso palla. La conclusione anticipata, non deve intervenire Egizi, pallone fuori. Ferri. Egizi. Occhio al pressing del Testaccio con Giuliani che strappa la palla ad Egizi e realizza il gol più facile del mondo a porta vuota. 5-1 Testaccio. Che ingenuità qui di Egizi che non si era avveduto del pressing di Giuliani. Testaccio che mette ancora più le mani sul match. Fiumicino che però non molla, si fa ancora vedere in avanti. Ancora un fallo guadagnato da Mosciatti. Come al solito è Edoardo Dall'Armi con la sua lunga rincorsa a prendere le misure sulla porta di Boni, che sistema 2 uomini in barriera. Siamo lontani dalla porta, ma vediamo se troveranno una soluzione vincente quelli del Fiumicino. Va Dall'Armi, trova ancora la barriera però il numero 5 del Fiumicino. Non fortunate oggi fino a questo momento le punizioni di Dall'Armi. Fognani. Azione sulla destra, chiama parla Viscomi, si va invece in profondità. Maramao forse con un braccio. Calcio di punizione per il Testaccio. Pallone. Da pallone. Entra Ruggeri. Prova a cambiare qualcosa il Fiumicino. Mazzesi pronto a battere il calcio di punizione. Tisei. Martino. Controlla Ferri. Torna indietro da Egizi. Stavolta bene l'estremo difensore. Ancora da Fognani che lancia in profondità. Mazzesi superbo. Martino. Tisei. Non riesce a tenere il pallone in gioco Maramao, allora rimessa a Testaccio. Mazzesi. Poi il numero 7 Codignoli a giocarlo all'indietro. Giuliani non la tiene, possibilità per il Fiumicino con numero 6 Mosciatti. Ruggero
La gioca in area, ottima la diagonale difensiva del difensore del Testaccio, ma palla ancora del Fiumicino. Maramao per Mosciatti, prova a liberare il sinistro, contratto. Viscomi. Maramao. Dallarmi. Prova a servire in profondità Maramao, non ci riesce, ma dietro di lui Ruggero rischia qualcosa con questo passaggio in orizzontale gli egizi. Dallarmi. In profondità. Si fa vedere Maramao, si prova a servire Mosciatti, chiude Codignoli che alza la testa e prova a ripartire in azione veloce. Codignoli, T6, alza la testa, finta il tiro, poi prova a servire Giuliani, chiude il Fiumicino che riparte in contropiede, un 2 contro 1. Mosciatti vede sulla destra, libero il suo compagno, che non c'entra la porta. Mazzesi. Martino concede rimessa laterale in zona d'attacco a Mosciatti. Ruggero. Dallarmi. In profondità chiude Martino, T6. Con il tacco ancora da Martino. Giuliani anticipato, poi rinviene sul pallone, T6. Occhio allo scatto di Giuliani. T6 non riesce a servirlo per l'ottima interdizione di Dallarmi. Ancora Dallarmi a chiamare palla. Ruggero. Il sinistro, un tiro cross che si perde sul fondo, quello del numero 9. Ora Giuliani prova a far salire Martino, intervento sulla palla di Ruggero, ferma comunque tutto l'arbitro per sincerarsi delle condizioni del giocatore del Testaccio rimasto a terra. Restituisce il pallone il Testaccio e Gizzi allora rimette in movimento i suoi. T6 intercetta solo per un attimo, Maramao prova a sfondare, non ci riesce. T6 con un sombrero, poi un fallo, calcio di punizione, zona centrale del campo, guadagnato da T6 che lo batte veloce, troppo veloce, la palla era in movimento, si deve ripetere il calcio di punizione. Con calma Codignoli. Capisce tutto Mosciatti. Poi Giuliani. Lotta sulla fascia del Testaccio. Troppa foga, fallo e punizione. Molto spezzettato il gioco in questa seconda frazione. Ne risente lo spettacolo, poche azioni, tante interruzioni. Ora prova a ripartire il Testaccio, ma è attenta la difesa del Fiumicino. Si fa vedere Mosciatti. Ruggero è libero sulla sinistra, riceve adesso, c'è spazio per il numero 9 che la gioca in area sul secondo palo. Ancora decisivo Mazzesi che manda in calcio d'angolo. Nessuno in area, solo Maramao per quelli del Fiumicino che giocano corto. Arriva solo adesso il cross direttamente sul fondo.
T6 deve controllare un pallone difficile, lo fa molto bene, giocandolo per Martino, che si è ripreso dal contrasto precedente, ha ripreso la sua posizione in difesa a fianco a Mazzesi. Ora 2 contro 1, fallo guadagnato da Giuliani. Inutile dire come ogni punizione sia una potenziale occasione con i tiratori che ha il testaccio. Non lo fa vedere in questa occasione Mirante. E Gizzi, lungo con le mani. Mirante chiude, allora Giuliani dal limite dell'area di rigore. Gizzi si distende in parata plastica. Non difficile l'intervento, era debole il tiro. Comunque si è fatto trovare pronto l'estremo difensore. Ancora costretto a rilanciare prima che Giuliani possa intervenire sulla sfera. Mirante, calata un po' l'attenzione nei giocatori del Fiumicino. Codignoli, conclusione, alta non di poco sulla traversa di Egizi. Martino anticipa Maramao, dietro di lui Mosciatti. Dallarmi cerca Maramao sul secondo palo, la gioca per Mosciatti, chiude tutto la difesa del testaccio. Giuliani prova a far salire i suoi, non ci riesce, rimessa Fiumicino. Maramao, tocco sotto, non riesce. Allora Mirante in contropiede. T6. Pallone arriva in qualche modo a Giuliani, che lo rigioca per T6. Martino, Codignoli, Codignoli, Stiamo in silenzio, gli ha tirato un pugno, stiamo in silenzio. Non serve, arbitro. Martino, Arbitro non serve. Arbitro non serve, sta in fila. Arbitro. Continua! Te l'ho pure detto, Tiso. ora calcio d'angolo per il testaccio. Pallone giocato al vertice dell'area di rigore per Mirante. 1 contro 1, finte di Mirante, non abbocca il difensore del Fiumicino, che lo chiude per ripartire Dallarmi. 2 con Fognani, ancora Dallarmi in profondità. Martino così e così, allora è un 2 contro 0 per il Fiumicino. Maramao porta vuota, accorcia le distanze il Fiumicino, ancora con il suo bomber. 2-5 e 20° gol per Maramao. Una partita davvero con poche occasioni. Possiamo dire che oltre i pali dei primi minuti colpiti dal Fiumicino, poi ogni azione pericolosa si è tramutata in gol. Oh, guarda che la caccio, Però prima è una reazione. È un fallo. Mazzesi, Starace sale sulla destra, numero 3 del testaccio, si va invece dall'altra parte dove c'è conclusione tentata dal numero 10 Alessio Starace. Gizzi aveva parato, ma siamo già in possesso palla Fiumicino, con Dallarmi che alza la testa, col mancino a cercare Maramao, chiude tutto Mazzesi, poi arriva in qualche modo il pallone a Maramao. La conclusione di poco al lato, ancora pericoloso il numero 11 del Fiumicino. Oh sì, 5 minuti e ce ne andiamo, dai. Dai, c'è sta il bolettone.
Fiumicino che si aggrappa sulle spalle del suo bomber, che sembra davvero l'unico in campo a poter cambiare ancora qualcosa. Formazione del Fiumicino che soprattutto dietro deve vedere un po' di superficialità, un po' di sufficienza. E Gizzi. Il rilancio a terra, Maramao non riesce a controllare, allora Luziatelli torna da Boni, pressato da due uomini. Boni è costretto a uscire dall'area di rigore. La palla passa. Per fortuna del Testaccio, nessun giocatore del Fiumicino la intercetta. Punizione però per la squadra di casa, battuta troppo veloce, si deve ripetere il tutto. Dall'Armi, Mosciatti vicino a lui, perde però il contatto con la sfera, allora Tisei, fermato anche lui. Codignoli, Mirante, Starace, Luziatelli, Aspetta, Giuliani, c'è spazio per Starace sulla sinistra, manca il controllo, si sarebbe trovato a tu per tu con i Gizzi, sbagliato però il controllo, ha permesso al Fiumicino di recuperare. Fiumicino che attacca ora sulla destra, spunto vincente, pallone giocato verso Maramao che si coordina, chiude la difesa. Ruggero poi torna dal suo portiere. Ottimo il gioco a terra del Fiumicino che riesce a liberare sulla destra Fognani. Forse era Mosciatti che finisce a terra. Gioco fermo ancora. Mancano 3 minuti più eventuale recupero alla fine della partita, punteggio che vede il Testaccio comandare per 5-2, una vittoria che sarebbe fondamentale per i ragazzi in maglia nera, si porterebbero a 23 punti in classifica, ottenendo la loro 7ª vittoria stagionale. Sembra non poter riprendere a giocare Mosciatti, rimane a terra. Ruggero, Codignoli recupera il pallone, lo serve a Starace. Ruggero rinviene su di lui. L'ultimo tocco è di Starace, rimessa per Gizzi. Poco movimento davanti ad Egizzi, allora si va solo adesso dall'Armi che scambia con Ruggero. Mosciatti fermato con un fallo, calcio di punizione. Mosciatti chiama palla in profondità da Maramao che la gioca al volo senza pericolo. Boni. Stefano, com'è? Codignoli. Angelo, che si è fatto? È una botta, Giuliano se ne va sulla destra, ancora il numero 17 e Gizzi ci mette i pugni sul suo palo, si fa trovare attento, manda in calcio d'angolo. Sale a battere il corner Starace, salgono i saltatori nonostante il punteggio vede in ampio vantaggio il Testaccio. Qui Gizzi smanaccia, poi Starace da fuori, ancora Gizzi. Luziatelli, forse un contatto con la mano dello stesso ravviso l'arbitro, allora può ripartire in contropiede Maramao. È scoperta la difesa del Testaccio, ottimo il recupero di Mirante, ma ancora Maramao si porta la palla sul mancino. Forse eccesso di egoismo qui di Maramao che prova la conclusione da posizione impossibile. Pallone fuori.
Mazzesi, lungo da Giuliani, non interviene il difensore. Giuliani allora prova ancora a venire sulla sfera e Gizzi, bravo a lasciare il contatto con la sfera quando stava per uscire dalla sua area di rigore. Tutto regolare, tutto buono, può giocarlo allora il Fiumicino. Questi spiccioli di partita. Starace. Calcio di punizione guadagnato dal numero 10. Codignoli. Mazzesi. Codignoli. Lancio in profondità intercettato, rimessa comunque per il Testaccio. Starace, Mazzesi, Codignoli. Dallarmi, limite dell'area di rigore, prova a trovare spazio per un tiro o un passaggio, costretto a indietreggiare, poi ancora Dallarmi col mancino, pallone deviato, controllato da Starace, che prova il numero per liberarsi di un avversario. Codignoli, non c'è fallo, anzi sì, fischio arriva un po' in ritardo ma arriva. Calcio di punizione. Codignoli. Finta il passaggio per Luziatelli, riceve solo in un secondo momento. Ancora Starace, Giuliani. Ora forza per spingere il numero 17, Gizzi ci mette le mani. Rimessa Fiumicino. Qui fallo di Giuliani in ritardo. Vediamo se ci sarà solo un richiamo o mostrare il cartellino l'arbitro. Non cattivo, ma era in ritardo il numero 17. Solo richiamo per lui. Ferri, Dallarmi. Altro fischio, altro fallo, calcio di punizione per il Testaccio. Mazzesi, quando mancano 60 secondi alla fine della partita. Pallone giocato da Mazzesi. Arriva nel finale, prova a accorciare ancora le distanze il Fiumicino. Ora viva la squadra di casa. 3-5. Segnato probabilmente Ruggero. E su questo gol del Fiumicino arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il Testaccio vince in rimonta 5-3 sull'Atletico Fiumicino, che era passato in vantaggio. Si porta la squadra ospite a 23 punti in classifica, trova la sua 7ª vittoria stagionale e si prepara al meglio per la sfida settimana prossima contro i campioni in carica del Cotton.